45 anni or sono il re imperatore, allora principe di Napoli, si recava a Cettigne per fidanzarsi con la principessa Elena del Montenegro. Il sovrano vi si recava di nuovo nel 1910 in occasione delle feste per l'incoronazione di Re Nicola. Dopo 31 anni, Vittorio Emanuele III vi ritorna muovendo dall'Albania. Una folla di ricordi, di pensieri, di immagini care risorgono dinanzi agli occhi dell'ospite Augusto che la popolazione montenegrina accoglie con la più affettuosa devozione. Il sovrano si reca alla cattedrale ortodossa di San Giorgio. Il palazzo reale dei Petrovic. La villa dove nacque la nostra regina.